Onorevole Pili, una domanda circa i populismi montanti che si stanno spargendo per tutta Europa, in Italia e qualcosa arriva anche in Sardegna. Lei quale ritiene sia la differenza principale tra questo tipo di movimenti politici, questo tipo di sentimenti politici e il sentimento indipendentista, il progetto indipendentista sardo? Il populismo è una forma anche di egoismo qualche volta, io credo che invece l'indipendentismo sia un progetto in cui le identità vanno salvaguardate per diventare quelle diversità che fanno anche una ricchezza dei popoli. Credo che questo sia un elemento cardine della nostra proposta indipendentista, che va appunto a tutelare l'identità di un popolo per non cancellare la storia, le tradizioni, quello che possono davvero costituire gli elementi culturali della crescita delle comunità identitarie. Quindi non egoismi, ma indipendentismo aperto al mondo. Noi vogliamo appunto per questa ragione vedere un'indipendenza della Sardegna collocata nello scenario internazionale innovativo, moderno e aperto. Grazie, onorevole Pili. Grazie.